Ci ha tenuto compagnia praticamente per gran parte di questa estate come un mantra. Stiamo parlando del Green Pass, è entrato in vigore a partire dal 6 agosto e praticamente compie poco più di un mese per ristoranti, bar, cinema, eventi e anche c'è la possibilità che si possa allargare nei prossimi giorni con nuovi decreti. Altrimenti, se la gente non cambierà idea, potrebbe arrivare anche il vaccino obbligatorio, ma questa sarebbe forse l'ultima soluzione. Di tutto questo ne parleremo oggi nel corso della puntata di Elettroshock insieme ai nostri ospiti. Ve li presento subito, a partire dalla mia destra. Mauro Bordin, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Buonasera. Cristiano Sciauli, segretario regionale del PD. Buonasera a tutti. E Cristian Sergo, Movimento 5 Stelle, capogruppo in Regione. Buonasera a tutti. E poi avremo anche altri ospiti, ci collegheremo, esperti, ma anche gente che siamo andati a intervistare, professori, per sapere come stanno reagendo all'entrata in vigore del Green Pass, obbligatorio per loro, non quanto invece per gli studenti nelle scuole superiori, diversamente nelle università, dove ci sono università anche professori che sono contrari, tant'è che hanno lanciato un appello. 150 in Italia, una decina, poco meno, in Friuli, Venezia, Giulia. Ma entriamo subito nel vivo della puntata. Bordin, posizione della Lega che francamente io non sono riuscito a capirla. Non so lei perché prima contrari, poi sembrava favorevoli, qualche emendamento ritirato, poi a un certo punto emendamento votato a sfavore del Green Pass nei ristoranti a fianco dei Fratelli d'Italia, quasi una specie di inciucio, un ritorno all'amore tra Salvini e Meloni. Cosa sta succedendo nella Lega? Fondamentalmente noi ci stiamo interrogando e stiamo lavorando per cercare di fare sintesi tra interessi contrapposti che sono entrambi meritevoli di attenzione. Io invidio quelli che hanno certezze in questa materia, io personalmente non ne ho moltissime. E ogni tanto mi chiedo, e chiedo anche a chi magari su questo argomento è particolarmente deciso, se fossi tu a dover essere oggi Presidente del Consiglio e decidere che cosa fare, qual è la scelta su cui opteresti? Preferirei non essere Presidente del Consiglio a questo momento, a dire la verità, ma anche se lo invidio, insomma, per l'importanza che può avere, ma nessuno forse riuscirebbe a mettere in discussione la posizione di Draghi. No, questo perché obiettivamente è un tema talmente complesso e gli interessi in gioco sono veramente delicati, per cui prendere una decisione non è sempre agevole e talvolta non è neanche agevole riuscire a capire qual è effettivamente la decisione migliore, tenendo conto che anche all'interno della comunità nazionale ci sono comunque sentimenti sempre più contrapposti e talvolta anche esagerati ed eccessivi. Quindi io credo che fondamentalmente la cosa principale è cominciare anche ad ascoltare e rispettare le opinioni altrui e soprattutto rispettare anche quelli che sono gli indirizzi che danno le istituzioni sanitarie oppure politiche, perché quando c'è una pandemia credo che sia fondamentale comunque, pur nella divergenza di idee che uno può avere, accettare quelle che sono le scelte e le indicazioni che le autorità sanitarie e le istituzioni danno. Detto questo, noi comunque siamo favorevoli al Green Pass, ma non vediamo il Green Pass come uno strumento repressivo, vediamo il Green Pass come un'opportunità, cioè uno strumento che consente di tenere aperte delle attività che altrimenti senza questo Green Pass sarebbero chiuse. Cioè è inutile che oggi diciamo non vogliamo Green Pass in un ristorante quando poi magari rischiamo con queste scelte di trovarci fra un mese con i ristoranti chiusi. Ecco, io credo che il Green Pass è uno strumento che permette l'apertura. Lei pensa che sono un bordello in più per i ristoranti comunque in questo momento? Io credo che comunque anche i ristoratori comprendano l'importanza di uno strumento di questo tipo al fine di far sì che nei prossimi mesi si continui a svolgere normalmente la propria attività, ma questo può valere anche per i grandi eventi sportivi o musicali o comunque per tante altre attività che naturalmente attraverso il Green Pass possono svolgersi in maniera più tranquilla, evitare naturalmente che si creino maggiori occasioni di contagio e che quindi poi la situazione possa eventualmente precipitare nei mesi successivi. Guardiamolo come un'opportunità, non come uno strumento repressivo. Chiaramente qualche limitazione la comporta, ma credo che siano limitazioni che possono essere naturalmente anche accettate in quest'ottica, cioè una limitazione che subisce la nostra possibilità di azione nell'ottica di garantire di poterla mantenere nei mesi successivi e anche di far sì che comunque l'economia possa continuare a crescere e gli operatori possano continuare a lavorare. Sciauli, la vostra posizione come Partito Democratico credo che sia abbastanza netta, no? La posizione è netta, noi siamo a favore del Green Pass e siamo a favore di una vaccinazione il più possibile capillare che dia garanzie alle persone e alle nostre comunità di una possibile ripartenza. Abbiamo ingentissime risorse europee e risorse anche del Paese che in questo momento ci permettono di
pensare di far ripartire l'Italia bene, con a capo del governo Draghi. Io penso che in questo momento non possiamo permetterci un'ulteriore, magari interruzione di questo percorso. Lo dico quasi a mo' di battuta, con il massimo rispetto, ancora non ho capito bene qual è la posizione della Lega, non tanto per le parole del collega Bordin, ma perché ieri la Lega ha votato proprio un emendamento che chiedeva di eliminare il Green Pass nei ristoranti. Cioè, uno degli emendamenti di Fratelli d'Italia votato dalla Lega ieri era quello che chiedeva di eliminare il Green Pass nei ristoranti. Allora io penso che in un momento come questo la politica deve dare dei segnali di coerenza, di attenzione anche, come veniva ricordato, a chi ha delle perplessità, ma nello stesso tempo non indietreggiare sulle scelte che sono state messe in campo, in particolare dal governo Draghi. Io credo che tutto il bailam di ieri, su cui ci perdo davvero 3 secondi, come ha detto Draghi, oggi non ha portato a nulla. Draghi è andato avanti per la sua strada, sì, ci sarà l'allargamento del Green Pass anche alla pubblica amministrazione, oltre che ai ristoranti. Le richieste che sono state fatte per i tamponi gratis a tutti, sempre dalla Lega, Draghi ha risposto con una risposta eccezionale, dicendo è una proposta che non ci convince, né più né meno. Chi ovviamente è fragile e sensibile, lo Stato, la sanità, continuerà a pagargli le cure e anche i tamponi. Chi ovviamente lo fa per scelta lo pagherà di tasca sua, come è giusto che sia, non a spese della collettività. Però rubo ancora 10 secondi, ho come l'impressione che la narrazione che noi stessi facciamo, lo dico a me stesso prima che a tutti gli altri, sia molto legata agli elementi mediatici che improvvisamente appaiono, no? Chi è contrario, chi urla sui social, chi urla su internet. Io ho fatto le vacanze nella mia regione come sempre quest'estate, o meglio non ho fatto vacanze ma sono rimasto qua. Ho visto spettacoli teatrali, ho visto concerti, ho visto anche i piccoli concerti dei nostri paesi che semplicemente organizzati con gli alpini, con la protezione civile, che vanno ovviamente ringraziati per il loro volontariato, sicuramente con un impegno in più, e magari dovremmo preoccuparci come regione di dargli anche un aiuto, si sono svolti in maniera tranquillissima. Non ho visto gente arrabbiata perché non aveva il Green Pass che voleva entrare, non ho visto persone in difficoltà a controllare il Green Pass, ho visto semplicemente delle persone che si sono attrezzate. Insomma, e io penso che quelle persone lì... No, ecco, io penso che... No, volevo dire un'altra cosa, io penso che quelle persone lì siano la stragrande maggioranza dei cittadini di questa regione e del nostro paese. E ogni tanto noi ci concentriamo su quel 10%, 5, 2%, 1%, poi ne parleremo, 1% che in qualche maniera differisce o ha un'idea diversa. Rispettabile, allora... però io prima di tutto volevo ringraziare quel 90% delle persone che si è vaccinato, che usa il Green Pass senza nessun problema, entra in ristorante, prenota senza nessun problema e ha capito che la vaccinazione la si fa per se stessi e soprattutto per gli altri. Sergo, si rischia di dare troppo spazio a quel 10-20%, comunque 20%, non troppo 10 o l'1% in questo momento. La vostra posizione è filo Draghi sul Green Pass? Ma, sicuramente sì, ma anche perché ogni tanto ricordo quello che è successo 1 anno e mezzo fa, quando il Premier Conte ha dovuto decidere addirittura per il lockdown. Quindi non solo per il Green Pass, ma questo ovviamente è stato fatto perché? Perché c'erano delle condizioni, ovviamente, che mettevano a rischio la sanità di moltissimi cittadini. Noi abbiamo avuto un lockdown che è stato accettato dal 99% degli italiani, quindi ben oltre a, anche a quella che è la campagna vaccinale al momento e anche a quelle che sono le percezioni che si hanno su Green Pass sì o Green Pass no. E questo è stato fatto perché? Perché è stato spiegato benissimo agli italiani, anche andando in televisione, anche andando a quelle conferenze stampa che magari qualcuno 1 anno e mezzo fa anche sbeffeggiava del Premier Conte, spiegando ai cittadini con tutta la calma possibile, con tutta la chiarezza, ma anche la fermezza ovviamente delle proprie posizioni, quella che era la situazione, quelli che erano i rischi e i motivi per cui si doveva arrivare a colorare in questo modo le regioni d'Italia. E questo ovviamente è stato chiaramente accettato.
Probabilmente per quanto riguarda la gestione del Green Pass sì, Green Pass no, magari possiamo dire che è mancata, se vogliamo, anche da parte della politica, perché poi si può sempre fare anche autocritica, la stessa fermezza e la stessa ovviamente convinzione nel cercare di far capire ai cittadini il perché ovviamente si è introdotto il Green Pass, perché guardate, ho sentito Conte prima comunicava meglio di il Draghi, collega questo mi Bordin dice? ha fatto un intervento... Comunicava meglio di Draghi? Giudicate, Conte? giudicate Non so, voi. sì, magari Io comprendendo- dico giudicate voi, nel senso che basterebbe vedere quelli che sono stati poi gli esiti e come l'ha presa ovviamente Cioè, la il lockdown popolazione. è stato più digerito Ma rispetto io al Green Pass. prima, sentendo l'intervento che ha fatto il collega Bordin, per me è un intervento ineccepibile dove è stato spiegato esattamente il motivo per cui è necessario avere il Green Pass anche all'interno dei ristoranti, anche all'interno dei cinema, dei teatri, dove ovviamente vogliamo riprendere quelle attività in tutta sicurezza, farlo per il bene dei nostri cittadini ed evitare che il numero dei contagi, il numero delle terapie intensive ritorni a essere quello che era a marzo, aprile, maggio, perché l'abbiamo sempre detto, sarebbe come sempre insostenibile perché poi sono dei costi ben superiori che dovremmo affrontare come società. I costi potrebbero essere superiori anche quando magari c'era lo Stato a essere deputato a dare i tamponi appunto a quella gente che non si sottopone appunto alla vaccinazione e al Green Pass per quanto riguarda appunto le aziende. Ma di questo ne parleremo dopo, io andrei in pubblicità, poi andiamo ad ascoltare il mondo scolastico che è il primo che si è sottoposto a questa direttiva. Pubblicità. Green Pass è il tema della puntata di oggi, dal 1° settembre obbligatorio anche per le scuole superiori, però per quanto riguarda i docenti andiamo a fare un primo bilancio di come sta andando in questi giorni nelle scuole. Siamo andati allo Stellini, vediamo il servizio. Ecco, questo è il Green Pass verificato nel caso del personale scolastico. Come sta andando in questi giorni, dirigente Gervasutti? Le cose stanno andando bene, meglio del previsto. D'altra parte noi siamo fortunati perché abbiamo una scuola di dimensioni medio-piccole, quindi abbiamo una settantina di persone da controllare e il tutto sta procedendo con una sufficiente regolarità. Il controllo è quotidiano e in alcuni casi mi è capitato di invitare una persona a uscire da scuola per recarsi a effettuare il tampone. Il controllo adesso qui a scuola francamente rallenta un po' le operazioni. Se penso che in assenza di una piattaforma noi saremmo costretti comunque a verificare la correttezza del Green Pass mentre fuori aspettano di entrare a scuola più di 600 studenti, questo mi preoccupa molto. Insomma. Tamponi salivari? Potrebbero essere una soluzione, però anche in questo caso tutte le opzioni vanno ponderate attentamente. Professoressa Antonella Rotolo, lei è sottoposta adesso alla visione per il Green Pass, è una misura che la trova favorevole? Sì, mi trova favorevole, anche perché credo che in questo momento sia uno strumento efficace proprio per contenere l'epidemia e per fare un tracciamento. Green Pass per studenti? Creerebbe un po' di confusione? Sì, ma anche parlando con i ragazzi in classe vedo che c'è una grande adesione. Lei è collaboratrice scolastica, anche voi Sì. siete sottoposti al Green Pass. Sì, Come sì. sta andando? Allora, il dirigente lo controlla ogni giorno, io sono assolutamente favorevole, noi indossiamo la mascherina sempre, noi personale, gli studenti anche, rispettano le regole, dunque noi siamo pronti per il nuovo anno. Allo Stellini abbiamo aderito in massa a marzo, abbiamo percentuali altissime. Green Pass obbligatorio per docenti? Fortunatamente non mi sono trovata di fronte a un problema di libertà o non libertà, cioè quando c'era stato da fare il vaccino l'ho fatto perché ci credevo, ho fiducia. Parlando con la sua categoria qualcuno era un po' Sì, dubbioso? ci sono delle persone, molto poche, però ci sono e io le rispetto. Il dubbio è lecito. Professor Nunziata, tutto a posto col Green Pass?
Sì, certo, tutto a posto. La cosa è stata ben organizzata, quindi non ci sono stati problemi di alcun genere, né di tipo telematico, ma neanche di tipo personale, insomma, ecco, Ha no? avuto possibilità di parlare con i ragazzi e dire se anche loro vorrebbero entrare con Ma l'obbligatorietà? sinceramente ancora no, ancora no. Ho visto soltanto le prime, le classi quest'anno, con gli altri ne parleremo magari, chi lo sa, vediamo. Viviamo insieme, la scuola è una comunità, no? Per cui si dialoga, si parla di tutto e questo è uno dei temi all'ordine del giorno. Ecco, qualche rara eccezione, l'abbiamo sentito anche dal dirigente Luca Gervasutti e dello Stellini, insomma tutti approvano il Green Pass, rischia certo di creare qualche problema dal punto di vista burocratico, ma essenzialmente viene digerito dal mondo dei docenti. Io farei intervenire però un professore universitario, un docente di economia di Udine, perché tra i sottoscrittori praticamente dell'appello contro il Green Pass. Mario Gregori, in collegamento, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Ecco qua un terribile complottista negazionista Novax. Allora, Sono una persona io matura. non l'ho definita così, lei però ci sorride sopra perché chi pensa appunto che magari firmando questo documento sia il negazionista di turno. Lei come si definisce? Un freevax. Perché? Se lei ha piacere, se lei è convinto di vaccinarsi, è liberissimo di vaccinarsi. Ad esempio, se mia madre fosse ancora viva e mi avesse chiesto un parere, essendo evidentemente molto anziana, le avrei consigliato di vaccinarsi, perché il rapporto benefici-rischi è un rapporto in qualche modo favorevole alle persone più anziane o che presentino debolezze nel sistema immunitario. Non è assolutamente consigliabile alle fasce giovanili che hanno un buon sistema immunitario. E non lo dico per partito preso, lo dico con dati alla mano. In sostanza, nel 2020, scusate, guardo il numero, della fascia 20-30 anni sono morte 69 persone con segni di Covid-19, con prove di infezione da SARS-CoV-2, mentre sono morte 466 persone per incidenti stradali. 69 persone in quella fascia di età, e se poi prendiamo le persone fino a 50 anni, arriviamo a 1 migliaio scarso su alcune decine di milioni. Quindi qual è il punto? Il punto è che il SARS-CoV-2 ha un potere molto forte su persone che hanno un sistema immunitario debole, anziani o persone con pesanti patologie pregresse. Mentre è del tutto debole, qualche caso di mortalità può esserci, non neghiamo, però diciamo fino a 50 anni sono morte 1100 persone su 35 milioni di abitanti. Giustamente lei mi porta i numeri, Okay. Professore, lei mi porta i numeri, ma lei, le faccio una domanda anche personale, quindi lei non ce l'ha il Green Pass? Io sto pensando se affrontare il tema del Green Pass e del Green Pass. E quindi lei sta pensando, quindi lei praticamente non può esercitare la sua professione se non magari utilizzando il tampone per andare Indubbiamente, a fare lezione all'università. Indubbiamente ci arriviamo, però vorrei dire, se mi concede, 2 parole un po' più d'ordine generale sul Green Pass. Allora, del Green Pass, l'obiettivo non siamo noi docenti anziani, l'obiettivo sono gli studenti, purtroppo vedo dai 12 anni ai 30, che sono soggetti, nella stragrande maggioranza, resistenti al SARS-CoV-2. Quindi, in primo luogo, io vedo inutile puntare a vaccinare tutte queste persone, o meglio, il rapporto benefici-rischi incerto non mi sembra tanto favorevole, ok?
Quindi questo è il secondo punto. Poi questo Green Pass ha una legittimità traballante. La norma italiana è al di fuori del regolamento 953 dell'Unione Europea, che non prevede. E quindi è una norma fragile, fragilissima. A mio parere non reggerà ad alcuna prova di tribunale. In terzo luogo, è una sorgente di forti tensioni sociali. No? Abbiamo letto sottosegretari che ci vorrebbero mandare a calci nel S, puntini, puntini, di fuori dell'Italia, o qualcuno che invoca i cannoni che furono utilizzati contro la popolazione italiana alla fine dell'Ottocento. Sparo altezza zero. Ecco, queste persone che dicono queste cose in televisione di fronte a milioni di persone, mi chiedo che senso hanno di responsabilità sociale. Non si può scatenare un odio sociale, non si può scatenare. Lei pensa che lo studio sia un diritto di tutti, quindi aprirebbe tranquillamente l'università agli studenti che sono i primi a essere penalizzati dall'utilizzo, dall'introduzione del Green Pass? Questa è la sostanza anche. Io penso che gli studenti siano una fascia, come le ho dato i numeri, a bassissimo rischio. Il problema possa essere io, vecchio docente, il rischio può essere per me, vecchio docente. Però se vogliamo sostanzialmente accettare questo principio precauzionale, che mi vede favorevole, perché non dimentichiamo che i decessi con Covid-19 nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021, cioè in piena campagna vaccinale o negli effetti della campagna vaccinale, sono 2 volte e mezza i decessi degli stessi mesi del 2020, ante campagna vaccinale. E questo, scusatemi, è un dato, secondo me, deve far riflettere. Deve far pensare. Come le terapie, le terapie intensive sono più piene adesso di quanto lo erano nel 2020. Quindi, e non lo dico con entusiasmo, perché sono estremamente... Non è vero. Il tema... No, per favore, non è vero. Prego. Non possiamo dire una cosa Io la ringrazio per questo suo intervento, perché sennò rischiamo di andare oltre, andando anche su un aspetto sanitario. Mi permetta il tema è solo quello sul Green Pass, e lasciamo stare quello delle terapie intensive. Che vada a leggersi i dati. Sì. Va bene, io la ringrazio. Vada a leggersi i dati, per cortesia. Verifico volentieri. Quindi sostanzialmente do anche gli stessi numeri alla gente, però magari... Va bene. Così. Prego? Se no... No, ma guardi, ho la certezza, ci gioco la mia credibilità di docente universitario su questi numeri. Non so se lei vuole fare altrettanto, facciamo una scommessa. Io non ho certezza, io non ho mai certezza come lei. Sciauli che voleva intervenire perché... No, io studio. Sì, anch'io non so. I numeri vanno letti, cioè dipende come li leggi i numeri, no? Ci sono varie argomentazioni che potremmo opporre a queste. Sono questi, non è questione ma non è di vero, leggere. ma no, non è Statistiche, Istituto Superiore Sanità. E questo è il dato di fatto. Se voi siete abituati a pensare ai numeri l'anno scorso... Aspetti che intervenga un momento Bordin. Professore? Se interviene un momento Bordin che le stava spiegando, che numeri abbiamo visti anche... Il 2020 e il 2021 non sono paragonabili ovviamente, perché comunque l'estate 2020 è stata un'estate che ha seguito a 2 mesi abbondanti di lockdown rigido, in cui praticamente non ci siamo mossi da casa. Quindi ovviamente noi in quel periodo abbiamo beneficiato di una situazione di quel tipo. Dopodiché il Covid 2020 non è lo stesso Covid nel 2021, che ha la variante Delta, che ha un indice di contagio e di conseguenze molto più rigido, e tra l'altro abbiamo vissuto comunque in questo caso mesi di normalità, e tra l'altro ci troviamo comunque con una popolazione vaccinata in numero importante, che per fortuna è riuscita anche a temperare quelle che potevano essere le possibili conseguenze della diffusione del virus, perché probabilmente senza oggi tutti i milioni di italiani che sono vaccinati, non so se saremo qui a fare trasmissioni o ci troveremo in un regime di normalità, probabilmente ci troveremo in una situazione molto più difficile. Ecco, io credo che ci siano alcune cose che vanno anche poi evidenziate per quanto riguarda i numeri. 1000 persone decedute per me non sono poco, sono tanto, cioè è un numero importante, perché magari queste 1000 persone, se vaccinate, non sarebbero morte, e siccome già una vita salvata con un vaccino è un risultato enorme.
Inoltre dobbiamo anche ricordare un altro aspetto, che la vaccinazione noi non la facciamo solamente per noi stessi, quindi anche le categorie più giovani non lo fanno solo per se stessi, lo fanno anche per prevenire la diffusione e il contagio del virus, e che va a colpire poi anche le popolazioni più anziane. Faccio un esempio, io stesso mi sono vaccinato non solamente per tutelare la mia vita, ma anche per senso di responsabilità verso i miei genitori, verso i miei cari, verso tutte le persone con cui mi incontro, perché naturalmente il mio timore per molti mesi è stato quello di poter portare il virus a casa, di poter contagiare i miei cari, di far sì che il mio comportamento potesse essere un qualcosa che porta la malattia a persone magari fragili. Quindi non è solamente una cosa che uno fa per difesa personale, quindi il 20enne, il 15enne, il 25enne, il 30enne assolutamente sano si vaccina, uno per tutelare se stesso, perché comunque questo virus potrebbe, naturalmente in numeri molto ridotti, creargli delle conseguenze negative, ma lo fa anche perché comunque tutela in questo modo tutto il resto della popolazione, i suoi amici, i suoi parenti. Cioè è una scelta che dobbiamo fare per senso di responsabilità, non con entusiasmo, perché credo che tutti noi possiamo avere dei dubbi. Il tempo stringe veramente. Posso replicare brevissimamente su questo? Brevissimamente. Cito Ma veramente 15 secondi, perché dobbiamo chiudere questa seconda parte, perché abbiamo altri argomenti, non possiamo stare solo su questo. In America, che dice, scusatemi, una breve cosa, vaccinati e non vaccinati hanno la stessa colonizzazione di virus nelle aree respiratorie superiori. Quindi non è detto, purtroppo lo dico, mi piacerebbe dirlo, che il vaccino uguale immunizzazione. Purtroppo non è vero, sono contagiosi anche i vaccinati. Va bene, io la ringrazio, professore. Ha spiegato anche i motivi della sua praticamente posizione. La ringrazio, le auguro buona serata e buon lavoro anche per l'università. Grazie mille. Andiamo in pubblicità perché siamo andati oltre in questa seconda parte. Torniamo tra poco. Elettroshock oggi tratta il tema del Green Pass, abbiamo sentito pro e contro anche un professore universitario che ha appena firmato un appello contro il Green Pass, posizione personale sua, ma ce ne sono 150 in Italia, più o meno una decina in Friuli Venezia Giulia. Sciauli voleva commentare, brevissimo commento, poi le faccio un'altra domanda. A me dispiace se mi scaldo ed è giusto rispettare le posizioni di tutti, anche ricordare che i docenti universitari dell'Ateneo Udinese sono 650 e mi sembra che l'appello l'abbiano firmato in 7, quindi l'1% dei docenti dell'Università di Udine ha una posizione di questa natura. E ricordo anche che quell'appello non invitava e non invita a non vaccinarsi. Dice sostanzialmente che lo Stato si assuma la responsabilità della vaccinazione obbligatoria, perché ritengono che il Green Pass sia una forma surrettizia di obbligo. Quindi, mentre le cose che ho sentito dal professore, che ripeto, dobbiamo essere in grado di ascoltare e di accettare le posizioni di tutti, sono posizioni che io invece non condivido assolutamente. Ed è bene dirlo in maniera chiara, non condivido assolutamente. La vaccinazione ha mostrato la sua efficacia. Ci sono degli studi pubblicati sul New York Times in questi giorni, non sulla Gazzetta della Padania o sulla Gazzetta di Canicattì, che ci dicono che è direttamente proporzionale il luogo dove ci sono meno vaccinazioni all'aumento di nuovo dei casi. La vaccinazione sta funzionando e ai cittadini dobbiamo dirglielo. Non ci sono sempre e comunque certezze, certo dobbiamo essere persone che sono in grado anche di dubitare, però dobbiamo dire che la vaccinazione, intanto, come ricordava anche il consigliere Bordin, non si fa solo per se stessi. Io ho la fortuna di avere una madre anziana che ha provato il Covid e io spero che tutte le persone che hanno una certa età e che hanno una vita sociale attiva si preoccupino anche dei loro familiari, anche delle persone anziane. E veramente chiudo, riparto da come avevo iniziato. In un momento come questo proviamo a dare dei messaggi positivi. La stragrande maggioranza del corpo docente del Friuli Venezia Giulia si è vaccinata. Abbiamo una delle percentuali più alte d'Italia e quindi il mio primo ringraziamento, al di là di quelli che non sono d'accordo, il mio primo ringraziamento
va a tutto il personale docente che si è vaccinato, ha dato un segnale, e sono quelli che abbiamo ascoltato prima, che ci hanno anche detto che anche il controllo del Green Pass in un istituto storico come lo Stellini non è poi questo dramma, si riesce a fare, e si riesce a fare per il bene loro, delle nostre famiglie, dei nostri ragazzi e della ripresa anche di questo Paese. L'abbiamo sentito, lei allargherebbe il Green Pass anche per gli studenti nelle scuole superiori? Allora, ecco, è una delle cose in cui io mi affido alla scienza. Non me la sento oggi di dire che è necessario il Green Pass obbligatorio per tutti gli studenti delle superiori. Anche qui però dobbiamo ricordare che la stragrande maggioranza dei giovani di questa regione hanno già fatto il vaccino, hanno già dimostrato di credere nel vaccino e di dire che quella è una possibilità di ritornare a una vita normale in Friuli Venezia Giulia e in tutta Europa e in tutto il mondo. Vediamo come si evolve la pandemia e vediamo se tutti i percorsi di controllo, i tamponi salivari, i distanziamenti ci permettono di non arrivare a questo. Ricordo, lo ha detto il Presidente del Consiglio e l'ha detto in maniera chiara, poi le interpretazioni con Draghi per fortuna sono abbastanza difficili da fare. Quando l'EMA darà il via libera definitivo al vaccino, il Presidente del Consiglio è per l'obbligo vaccinale. E di questo parleremo anche dopo. Ma volevo collegarmi con Deborah Furlan, che è vicepresidente dell'Ordine dei Psicologi della provincia di Udine. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Ecco, e volevo capire da lei se la gente sarebbe a favore dell'obbligo vaccinale, se invece ha paura dei vaccini e soprattutto perché ci sono più giovani che si vaccinano piuttosto che quelli della fascia dei 40 ai 50 anni. Avete provato un po' a studiare nella psicologia, nella psiche della gente? Ma più che diciamo che noi abbiamo a che fare, no, con la gente tutti i giorni e quindi raccogliamo un po' quelli che sono i vissuti delle persone. Allora, dobbiamo fare alcune premesse. Allora, che cos'è la paura, no? Quindi, diciamo, la paura è una reazione emotiva verso un potenziale rischio o pericolo. Quindi, diciamo, è fisiologica davanti a degli eventi nuovi, no? Soprattutto e a maggior ragione se questi eventi in qualche modo non ci vengono raccontati in una maniera univoca e se quelle che sono le istituzioni in qualche modo non prendono delle decisioni o delle posizioni univoche. Ovviamente questo cosa fa? Fa aumentare la percezione del rischio e quindi la paura verso. Adesso si è bloccato il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo perché stava spiegando la dottoressa che se le posizioni non sono univoche e ci sono dei contrasti all'interno anche della comunità scientifica, chiedo anche a lei Sergo, si crea dei problemi, no? Eccola qua, è tornata, Sergo la blocchiamo perché diamo la precedenza alla Furlan, no? Che stava spiegando, dopo le chiederò un'opinione a riguardo. Stava dicendo, posizioni divergenti creano praticamente paura, creano diffidenza, anche nella scienza. Esatto, fanno aumentare la percezione del rischio, soprattutto dal punto di vista delle istituzioni che dovrebbero essere quelle che in qualche modo lo fanno percepire più basso. Infatti, cosa succede dal mio punto di vista? Che nel momento in cui, ad esempio, le istituzioni prendono posizione sull'obbligatorietà di qualcosa, in qualche modo rendono più facile per certi versi, se non nelle posizioni estreme, quella che è un po' l'assunzione di responsabilità su temi che sono molto più grandi del singolo. Quindi io mi sento, se l'istituzione mi obbliga a fare qualcosa, mi sento un pochino meno responsabilizzata e anche un po' più protetta, sento meno quella percezione del rischio, perché appunto qualcuno delegato a questo sta facendo la sua parte. Chiarissimo. Dall'altra parte, per quanto riguarda i giovani, ci sono, allora, secondo me c'è da distinguere tra
giovani minorenni e giovani non minorenni, maggiorenni, no? Allora, se noi parliamo del ciclo scolastico delle superiori, la gran parte sono giovani minorenni, dove ovviamente la scelta ricade sui genitori, perché i ragazzi ovviamente hanno all'interno della famiglia una possibilità di discussione, ma la decisione finale è una decisione dei genitori. Dei genitori, sì, esatto. Assolutamente diversa è la posizione per i maggiorenni. Allora, sui minorenni io credo che si ripercuota un po' quella che è la posizione dei genitori, un po' verso se stessi, con, secondo me, da quello che sento, un aumento un pochino della paura, perché anche quei genitori che si sono vaccinati si sentono molto più responsabili, ovviamente, verso i loro figli, perché sono ancora minorenni e percependo un po' il fatto che la sperimentazione, insomma, è iniziata in un secondo momento sui giovani, hanno più perplessità. Diverso invece il ruolo dei maggiorenni. I maggiorenni sono anche coloro, io dico sempre che la fascia degli adolescenti e dei giovani per me è la fascia che in questa pandemia ha sofferto forse più di tutti, perché ci sono stati un aumento delle criticità a livello psicopatologico, c'è stato un aumento pazzesco dei livelli di depressione, di stati d'ansia, ma anche dei disturbi comportamentali alimentari e una grandissima perdita di apprendimento. Quindi diciamo i giovani sono quelli per me particolarmente colpiti. Ovvio che i giovani bisogna aiutarli, dal mio punto di vista, ad avere un po' una posizione critica anche su tutte quelle che sono le informazioni che ricevono, essendo anche loro i più grandi fruitori, no, dei social e di tutta l'informazione e di ogni sistema mediatico. Bisogna forse un po' aiutarli a capire come ricercare le informazioni, come farsi un'idea critica senza farsi trasportare da facili slogan e ascoltare la loro paura, naturalmente, e in qualche modo aiutarli a prendere una decisione. Ricordiamoci che i giovani sono quelli comunque che hanno maggiori capacità di adattamento di tutti e quindi sono certa che loro in qualche modo riusciranno a trovare la migliore soluzione per se stessi, sia a livello di vaccino che non. Peraltro però i giovani mi pare che abbiano risposto molto bene fino adesso. Lo diceva anche prima Shaolin. Certo, perché sono anche molto legati alla concretezza i giovani, sono legati al fatto di poter fare delle cose che per 1 anno e mezzo non hanno potuto fare. Hanno avuto un blocco della socializzazione importantissimo anche per il loro processo evolutivo. Quindi io credo che abbiano tanto bisogno di recuperare tutta quella parte. Quindi non mi stupisce che loro siano molto interessati a riprendere la vita e a fare quello che i giovani dovrebbero fare. Perfetto, io la ringrazio mille per questo suo intervento che ci ha potuto dare da esperta della situazione, farci capire cosa influisce in una scelta del vaccino, compreso anche quando parla di divergenza comunità scientifiche e prese di assunzione da parte di responsabilità dello Stato verso l'obbligatorietà. Grazie mille. Buona serata. Sergo, favorevole all'obbligatorietà del vaccino? Ma questo dell'obbligatorietà ne aveva parlato sempre il Premier Conte ancora a dicembre 2020. Lui aveva detto noi... il Premier... Nostalgia canaglia in questi casi. No, ma perché bisogna dire le cose poi come stanno e guardate l'intervento della dottoressa credo che riprenda esattamente quello che ho detto io anche all'inizio, cioè laddove c'è una comunicazione chiara, netta e trasparente, i cittadini capiscono e seguono anche queste indicazioni. I giovani... Adesso si può vedere ovviamente statistiche alla mano, ma perché tanti anche giovani hanno aderito? Ma perché poi ci sono, diciamo, possibilità di fare determinate attività, non solo sportive, ma anche ovviamente ludiche, banalmente poter seguire anche, come si diceva prima, dei concerti, delle occasioni di socialità in cui ovviamente c'è questa volontà di ritornare a riprendersi anche una parte di vita che per 1 anno purtroppo non c'era. Dicevo prima sull'obbligo vaccinale, noi l'abbiamo sempre detto, anche noi
abbiamo fatto anche battaglie in Parlamento per il free vax. È chiaro che ci sono due elementi da tenere in considerazione. Uno, che un conto sono vaccinazioni obbligatorie di fronte a rischi veramente diciamo piccoli, no? Per la salute di tanti, poi il piccoli è da capire fin dove arriviamo, perché come si diceva prima 1000 morti sono 1000 morti, sì. 130.000 morti sono 130.000 morti, per cui i numeri ovviamente si lasciano scrivere, sono molto relativi, e quando la dottoressa diceva ci sono molti giovani che hanno, diciamo che sono anche vittime di questa situazione, ricordiamo sempre che molti di loro hanno, o quasi 130.000 di loro hanno un nonno in meno in famiglia per il Covid-19. E quindi sono tutte considerazioni ovviamente che dobbiamo fare, e ovviamente noi abbiamo detto, è chiaro che lasciamo la raccomandazione. Se la raccomandazione non ci porta a raggiungere una percentuale tale della popolazione, è chiaro che l'ultimo passaggio per noi sarà quello dell'obbligo vaccinale. Però l'ultimo passaggio. Noi speriamo ancora che anche con la chiarezza delle forze politiche ci sia la volontà di spingere ovviamente a raggiungere quelle percentuali. Di pari passo. Pubblicità, poi parliamo anche dei vaccini per gli altri lavoratori e del mondo del pubblico e privato per l'ultima parte di Elettroshock. Parliamo di Green Pass, concluderemo il discorso in quest'ultima parte di Elettroshock, che ha dedicato a questo argomento tutta praticamente la puntata insieme ai nostri ospiti, Bordin, Sciauli e Sergo, il trio che si è sottoposto a queste domande, il trio della politica. Abbiamo sentito però tanti pareri degli esperti, anche dal mondo dei docenti, dal mondo degli psicologi. Brevissimo giro di domande, veramente per poi l'ultimo passaggio. Bordin, velocemente, se mi sa dire chi dovrebbe pagare i tamponi nel mondo del lavoro privato, secondo lei, tra chi non si vaccina, lo Stato oppure direttamente le aziende? Chi dovrebbe farsi carico dei tamponi? Ma non credo lo Stato. Noi come regione comunque... anche perché questo cadrebbe ai contribuenti dopo direttamente, ai contribuenti magari di quelli che si vaccinano. Diciamo che alla fine, ad esempio, noi abbiamo fatto la scelta di intervenire a favore di coloro che non possono vaccinarsi oppure magari di giovanissimi. Ecco, alcune valutazioni di questo tipo possono essere fatte, ma non generalizzate, anche perché fondamentalmente le istituzioni pubbliche forniscono una soluzione per affrontare questo virus, e questa soluzione si chiama vaccino. Se poi nell'esercizio delle proprie libertà una persona ritiene di non vaccinarsi perché ritiene di non farlo, perché ha paura, perché poi le motivazioni possono essere moltissime. Ecco, devo dire la verità, io personalmente di fronte a qualcuno che si trova ad aver paura nel farlo, ho più facilità a comprenderlo piuttosto di chi magari mi fa un ragionamento circa il calcolo delle probabilità. Quello lo condivido un po' meno, perché come ho detto non è una scelta individuale ma è una scelta collettiva. Quindi dovrebbe essere le aziende o i lavoratori? Beh, chiaramente è una soluzione che in qualche modo dovrà essere trovata in quegli ambiti dal mio punto di vista. Sciauli, era un po' sorpreso dalla risposta di Bordin? Io sono assolutamente d'accordo con il collega Bordin. Registro solo, ma ripeto senza nessuna polemica perché l'argomento è serio, che non è la posizione di Salvini. Non è la posizione? Di Salvini, che dice i vaccini deve pagarli lo Stato. Io sono convinto che i vaccini non debba pagarli lo Stato e non debbano pagarli neanche i datori di lavoro. E come dicevo prima, però anche qui parto dall'aspetto positivo. Io ho sentito, ho incontrato diversi imprenditori in questo periodo e mi dicono, guardate, il 100% dei nostri dipendenti non vedeva l'ora di farsi il vaccino e di avere il Green Pass. Quindi il problema non c'è, ci sarà sicuramente in alcune realtà, però anche qui dobbiamo ringraziare la stragrande maggioranza dei nostri lavoratori che si sono vaccinati e hanno il Green Pass e vanno tranquillamente a lavorare e non si pongono neanche il problema. Se qualcuno, e qui bisogna essere molto chiari, per ragioni sanitarie, di fragilità, di immunodepressioni, non può fare il vaccino, è giusto che i tamponi glieli paghi lo Stato. Se qualcuno non lo fa per scelta, a fronte di norme dello Stato che prevedono che ci sia il Green Pass per entrare nel posto di lavoro, a fronte di norme dello Stato che hanno deciso che la vaccinazione è, tra virgolette, fondamentale per uscire dal virus, io credo che quella persona non debba pesare sulle spalle della collettività
ma si paghi la sua libertà pagandosi il tampone. Sergio? No, assolutamente d'accordo con gli interventi che mi hanno preceduto, ma si vede che non siete è alleati di governo allora. Non è questione di chi paga, ma è ovvio divisi in Consiglio regionale ma alleati di governo in questo caso. È ovvio che se c'è una soluzione messa a disposizione dello Stato, che comunque costa alla collettività, perché anche il vaccino ha un suo costo, ma i tamponi in questo momento costano praticamente il triplo, perché se voi andate ovviamente a vedere i costi di un tampone anche per un cittadino, sì, sono sicuramente maggiori rispetto a quelli di un vaccino, si vada in questa direzione. È chiaro che anche qui, quando chiedevamo chiarezza, quando dicevamo che c'è una certa responsabilità anche della comunità scientifica, bisogna essere chiari sulle persone che ovviamente possono o meglio non possono vaccinarsi. Certo. E a queste persone bisogna ovviamente trovare una soluzione alternativa per la loro salute, perché non è che se uno ha determinate malattie e non si vaccina allora va bene così e speri che gli altri lo facciano, ovviamente. Sì. Ed è quello che è il motivo per cui ovviamente abbiamo sempre spinto verso questa campagna vaccinale, anche per difendere quelle persone. Sì. E quindi non è questione solo di tampone sì, tampone no, chi lo paga e chi non lo paga. Ci sono persone che non possono essere vaccinate. E queste persone qui noi dobbiamo ovviamente c'è Bordin che voleva intervenire. Non solo rispettare la loro scelta, ma è un obbligo, ma qui dovrebbe avere anche un ruolo importante la sanità pubblica per aiutare anche le persone in queste decisioni. Bordin, cosa voleva dire? Ad onore del vero bisogna comunque riconoscere che lo Stato è comunque intervenuto, perché se in questo momento abbiamo i tamponi a prezzi calmierati nelle farmacie a 15 euro, è chiaro che questo significa che lo Stato è intervenuto parzialmente, quindi non è che c'è un abbandono totale di chi in questo momento deve fare i tamponi, insomma ecco, sul prezzo dei tamponi c'è stato un intervento importante, quindi oggi abbiamo un prezzo che comunque non è spropositato. Inoltre, ecco, quello che io invece auspico è che si arrivi in modo molto, molto veloce a rendere in qualche modo autorizzati e riconosciuti i test salivari rapidi. Quelli sarebbero naturalmente uno strumento che consentirebbe una rilevazione molto rapida e economicamente ancora naturalmente più leggera di presenza o meno del Covid. Ecco, quello credo che sia lo strumento che in qualche modo potrebbe riuscire a creare l'equilibrio nella situazione attuale. Ritorno in presenza anche nel lavoro, come dice Brunetta, nella pubblica amministrazione, d'accordo? Siete d'accordo? Sì? Bordin sì? Sciauli sì? Sì, ovviamente sì. Tutti, anche Sergio. Regole, allora, Green Pass, tamponi, qui però sfattiamo dei miti, no? Perché sennò ogni tanto cadiamo un po' nella retorica del dipendente pubblico fannullone che adesso si è divertito a stare a casa e non vuole tornare al lavoro. Adesso io ho un grande rispetto invece per chi lavora anche nel pubblico e la stragrande maggioranza delle volte il suo lavoro lo svolge con piena competenza e impegno. Io credo che questi nuovi strumenti che abbiamo utilizzato sia nel pubblico sia nella scuola come la DAT siano degli strumenti che ci hanno permesso anche di scoprire nuove opportunità, ma come ci ricordava la psicologa per quanto riguarda i ragazzi, ma io penso anche ancora di più nel mondo del lavoro, o penso al mondo della pubblica amministrazione che ha bisogno di un rapporto spesso con i cittadini, noi dobbiamo riportare più persone possibile al lavoro in presenza. Poi bisogna riconoscere che molti comunque c'erano già e che comunque almeno per quello che è l'approccio che ho avuto io, grandi problemi da parte del pubblico dipendente a ritornare al lavoro dallo smart working non li ho visti e non li ho incontrati, quindi credo che non sia un problema questo. Faccio l'ultimissima domanda, quota 100 e reddito di cittadinanza sono superati a questo punto? Così mi mettere un po' di pepe in questa puntata, a fine della puntata, così vi lasciate tutti felici e contenti. Bordin? Superati in che senso? Nel senso, ormai sono passati i tempi, magari il reddito di cittadinanza bisogna basarsi sul reddito del lavoro, come lo chiamate. No, sul reddito di cittadinanza la nostra posizione è molto chiara, noi non lo guardiamo positivamente, riteniamo che quantomeno vada profondamente riformato, e quindi così com'è non lo apprezziamo. Sì, pensiamo, la domanda è fatta perché bisogna pensare anche al domani, bisogna pensare alle nuove strategie. Per quanto riguarda il 400 riteniamo che comunque sul sistema pensionistico una valutazione vada fatta per evitare comunque che ci siano tempi eccessivamente lunghi per le persone per poter andare in pensione, che significa anche blocco poi per l'ingresso nel mondo del lavoro da parte dei giovani. Quindi una valutazione su entrambe le questioni credo sia necessaria e doverosa e mi auguro naturalmente che a livello governativo questo venga fatto in Tocchiamo queste riforme, Sergio?
Ma no, allora, il reddito di cittadinanza si può riformare perché nessuna cosa è perfetta, tantomeno una cosa votata da Salvini, quindi la dobbiamo ovviamente rivedere e ritoccare. Subita da noi. Non è un problema, anche perché effettivamente ci sono delle cose che non vanno, spesso e volentieri quelle cose poi dovrebbero anche, diciamo, mettere in atto gli stessi amministratori comunali, sindaci, che magari si lamentano anche del reddito di cittadinanza, e infatti meriterebbe fare una trasmissione di 2 ore solo su quel tema lì, faremo, per dai, capire effettivamente cos'è che non funziona e chi non ha fatto funzionare il reddito di cittadinanza in questo anno e mezzo, e quali sono poi le responsabilità, ovviamente. Allora, Shauli? Veramente veloce, io credo che sì, perché abbiamo 50 secondi. Quota 100 sia stata ampiamente superata dal governo Draghi, e quindi il tema sarà le riforme successive. Reddito di cittadinanza, potrei divertirmi, no, nel battibecco, l'hanno votato loro, funziona, non funziona, l'ha votato anche la Lega, l'ha votato il Movimento 5 Stelle. Io credo che non possiamo permetterci frasi come quelle di Giorgia Meloni. Cioè, il reddito di cittadinanza ha comunque dato una risposta a persone in situazioni di fortissima povertà e indigenza, ce l'hanno tutti i paesi europei. Non posso nemmeno accontentarmi di dire questo. Ci sono grandissime, sottolineo grandissime, modifiche da fare. In parte ha ragione Sergo, anche applicando fino in fondo alcune decisioni che erano state fatte sui territori, mettendogli vicino una grandissima lotta al lavoro nero e soprattutto collegandolo al lavoro. Cioè deve essere molto, ma molto più collegato al lavoro, alla ricerca del lavoro e alle politiche attive del lavoro. Più efficace. Bene, io ringrazio i nostri ospiti, Mauro Bordin, Cristian Sergo e Cristiano Shauli, per essere venuti in trasmissione da noi. A voi. Elettroshock finisce qui, abbiamo trattato in lungo e in largo il tema del Green Pass, favorevoli o contrari che voi siate, insomma, avete assistito a questa puntata. Grazie, arrivederci.